Allora io, Como Napoli, il giorno dopo, domenica, mamma mia, io ieri non so che è successo a Conte, che ha passato, dichiarazioni che ha fatto all'inizio, cioè voglio ma tutto a posto, cioè ma come ti viene in testa di fare certe dichiarazioni? Ma vabbè, io ben ritrovati il nuovo video di Batman Napoletano. Come state? Vai giù. Io prima di iniziare il video vi ricordo di lasciare like, di iscrivervi al canale, di lasciare pure un bel commento e fatemi un'analisi della partita. Sì, no, la partita del Napoli di Sud cosa versa. Vabbè, allora vai giù. Napoli ha fatto schifo. Cioè, per esempio, no? Questo video non è proprio incentrato sulla partita, ma più o meno incentrato sulle dichiarazioni che ha fatto Conte. Perché tu non mi puoi venire in conferenza stampa a dire no, ma Napoli ha giocato buono, a Como è una squadra difficile, un campo difficile. Ma Napoli non ha fatto niente, uno tira a porta ha fatto, uno, non hanno fatto più niente, ha fatto, ma forse due ne ha fatti nel secondo tempo. Quello là di Politano che ha cambiato palla, se lo faceva un euro con l'assoluto. E poi chi la teme McTominay. Vabbè, cioè, vai giù, tu non puoi venire a dire in conferenza stampa no, ma il Napoli ha giocato bene, ma ha giocato lo schifo Napoli. Cioè, questo è il difetto di Antonio Conte, che non ha gioco perché in 2 anni non ha trovato un gioco, non ha creato un gioco per il Napoli. E due, che non si piglia le proprie responsabilità quando la squadra gioca male. Gli interisti e gli juventini ci hanno avvisato, hanno detto, giù, come stanno le cose, sono queste. Quindi fateci due pensieri. E noi siamo stati, tra virgolette, scima l'hanno ascoltato. Mo se il Napoli, okay? Se Aurelio De Laurentiis continua con questo gioco, c'è il presidente Aurelio De Laurentiis l'ha da mandare proprio via, quel paese l'ha da mandare, perché non si può fare una partita così, cioè non si può giocare così, proprio sbagliato, un atteggiamento tattico sbagliato, la partita ha uno schifo, mamma mia, cioè non si può vedere, cioè vai giù, cioè io non voglio criticare i giocatori, ma io critico Antonio Conte perché chi è che dà il gioco, l'assetto tattico ai giocatori? Il mister della squadra, no? Quindi di conseguenza tu devi andare a dare le colpe non solo ai giocatori, ma anche alla squadra, ok? Metti caso che i giocatori non seguono quello che dice il mister, ma a me non mi pare che è così. Cioè, la partita è stato uno schifo, uno scandalo. E ve l'ho detto e ve lo ripeto, se il Napoli deve giocare così, è meglio che non sia presente proprio nelle 3 partite precedenti. Poi hai detto come? No, ma non abbiamo voluto rischiare, come si chiama? Olivera, perché per chi non lo sapesse, non avesse visto, Jesus Raccamani, verso gli ultimi 10 minuti si è dopo ha detto, oh, voglio, ma io non ce la faccio a fare tutta la partita. E scusate, oggi stavo vedendo una cosa. E ha detto no, non ce la faccio a fare tutta la partita. Ok, mancano 10 minuti, però non ce la faccio. Ha detto mister Toni, ci ha negato pure l'uscita, perché chi li stiamo curando stava.
ok? Stiamo morendo, ok? Secondo me Kiss, che è ritornato da settimana scorsa da un infortunio di oltre 2 mesi, più di 2 mesi, secondo me fa giù, ormai da fa massimo 50-60 minuti e poi mi da cagnare perché non ce la faccio. Ah, da capito? Poi dite voi, ma Giovanni Jesus che fine ha fatto? E praticamente, ha detto, cioè sia giovedì che venerdì non si è presentato per motivi familiari, no? Ho capito, per motivi personali, sarà molto occulto secondo me. Vabbè, io vi saluto, non voglio pensare più a sto scandalo, spero di non pensarci più. Vi ricordo di iscrivervi al canale e di lasciare un bel like. Ciao, giù.